Il nuraghe ha una pianta complessa composta da una torre principale che sta, diciamo, più o meno nella parte centrale. Di fronte a quello che doveva essere l'ingresso di questa torre si sviluppa un ampio cortile visibile dall'alto ma non accessibile. Il cortile era accessibile da questo ingresso tuttora interrato. L'ingresso mette appunto nel cortile è inserito all'interno di un bastione, perlomeno bilobato, forse trilobato, ma alla mia destra c'è una torre secondaria e da quella parte verso nord c'è un'altra torre secondaria. Una terza torre doveva essere nella parte occidentale, purtroppo probabilmente crollata in antico e forse ristrutturata con un rifascio, però sembra abbastanza chiaro la presenza di questa terza torre. Il nuraghe era poi circondato da un antemurale di cui si leggono alcuni tratti in alcuni punti del sito.